Tutti riuniti attorno alla fiamma che alimenta la speranza nel segno della pace e della fratellanza fra i popoli. Il messaggio parte ancora una volta dal cuore della Valle dei Templi con l'accensione del tripode dell'amicizia, uno dei momenti più attesi e suggestivi che segna l'avvio ufficiale del mandorlo in fiore, giunto quest'anno, seppur rivisto e corretto, alla 73esima edizione. La cerimonia ai piedi del Tempio della Concordia e la presenza dei gruppi internazionali partecipanti alla kermesse folclorica, ma anche dei rappresentanti delle istituzioni che hanno portato il saluto. Queste le parole di benvenuto di Giuseppe Parello, direttore del Parco Archeologico e ente organizzatore dell'evento. È una emozione che si rinnova ogni anno. Quest'anno è stata particolarmente suggestiva e particolarmente imponente la manifestazione. E l'umanità, i patrimoni che questa umanità rappresenta, che si raccolgono intorno al grande patrimonio culturale, il patrimonio fondamentale per la nostra terra, che è il Tempio della Concordia, e quindi il Tempio come valore simbolico che accoglie nella Concordia tanti popoli, tante esperienze, tante storie che abbiamo la possibilità di raccogliere in un racconto sempre diverso, sempre nuovo, relativo a ciascuna esperienza. Quest'anno ci sono tantissimi gruppi, ci sono 800 e più persone che saranno qua a condividere con noi la loro gioia, la loro esperienza e la loro cultura. E l'edizione 2018 del Mandorlo in Fiore è una novità, almeno nelle vesti di prefetto, per Dario Caputo, arrivato ad Agrigento solo da poco tempo. Confesso che è con vera soddisfazione e non senza un pizzico di emozione per l'incredibile suggestione di questo luogo magico che porgo a tutti un cordiale saluto ed uno speciale ringraziamento a questa città che ospita questa festa. Il fuoco del tripode non è certamente quello della lava di un vulcano, ma il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, lo ha voluto scomodare per lanciare questo messaggio. È un vulcano d'amore che da 73 anni qui da Agrigento, dal Tempio della Concordia, si lancia come messaggio al mondo.